Favara si mobilita oggi, non è la prima volta, per questo problema dell'acqua. Come amministrazione comunale cosa cercate di fare, quali sono le risposte che voi potete dare e l'interlocuzione che avete con il gestore? Devo dire che grazie a tutte le associazioni che sono presenti nel territorio, che insieme a noi come amministrazione monitora la questione dell'acqua, abbiamo avuto un tavolo con l'ATI in modo tale da poterci confrontare non soltanto su quelle che sono le ataviche inadempienze da parte dei dirigenti acqua, ma anche sulla parte dei diritti e quindi sulla tutela di quello che è il consumatore. Quello che è avvenuto in questi giorni, quindi i disagi anche di natura sociale che si sono venuti a creare, sono inammissibili. Proprio per questo abbiamo chiesto innanzitutto la tutela dell'utente e quindi l'applicazione di quella che è la carta dei servizi, ovvero la possibilità da parte di ogni cittadino di venire a conoscenza di questo contratto, averlo preventivamente a casa, quindi 30 giorni prima, in modo tale che conosca le clausole contrattuali, lo legga o se lo faccia leggere per chi non ha la possibilità. Pensiamo dalla signora che vive da sola a casa, che magari ha la necessità di farsi confortare del figlio, che non firmi una cosa che possa essere contro la sua stessa utenza, per avere anche una sorta di logicità e di chiarezza, così come avviene anche per tutte le altre forme contrattuali. Quindi la comunicazione prima di tutto, dopodiché un servizio attraverso una pianificazione, quindi gli utenti devono essere avvisati preventivamente in modo tale da poter, dopo la firma di un contratto, immettersi i contatori. Noi abbiamo più volte detto che non siamo contro il sistema dei contatori, però è necessario avere principalmente l'acqua. Anche la Chiesa ha voluto essere presente a questa manifestazione. Anche, soprattutto la Chiesa, perché la Chiesa è quella che credo è più a contatto col popolo, gomito a gomito, ne vive i problemi, ne raccoglie le sofferenze e noi da tempo abbiamo attenzionato questo problema dell'acqua a livello di presbiterio e a livello di consiglio pastorale cittadino. A livello di presbiterio abbiamo scritto una lunga, dettagliata lettera alle autorità competenti, a livello di consiglio pastorale cittadino abbiamo anche incaricato ufficialmente anche un parroco, laici e sacerdoti, perché potesse seguire sempre da vicino questo movimento che si è creato della Titano Acqua, insomma, ecco, questo movimento per salvaguardare i diritti dei cittadini, perché qui abbiamo un popolo che si sente calpestato, umiliato e vessato. Il popolo di Favara è un popolo buono, vuole pagare quello che è giusto e il senso di questa manifestazione è per rivendicare la giustizia, fare le cose giuste, pagare solo il dovuto. Il motivo della mia presenza intanto è perché giustamente visto il tema siamo tutti coinvolti in qualche maniera, sia da cittadini che da amministratori. Inoltre, essendo Presidente della Commissione Sanità, trattando la depurazione e altre questioni inerenti alla salute dei cittadini, mi è stato rivolto l'invito, mi sembrava corretto e giusto venire. E quindi la motivazione fondamentale è cercare di capire insieme come bisogna continuare a lavorare per far valere quella che è la tutela della salute su tutto, al di là ora delle posizioni e al di là delle polemiche. Oggi non credo che sia una giornata di polemica, quanto piuttosto una giornata di responsabilizzazione e di consapevolezza, e quindi siamo tutti insieme ritengo per questo motivo.